Bene, eccoci insieme anche oggi. Ci sono persone, semplici cittadini, professionisti, cui va dato un merito particolare. Sicuramente uno di questi è Paolo Seno, il nostro ospite di oggi, grafico di professione, ma che si è impegnato a realizzare questo libro che documenta una storia straordinaria. Il libro è l'album fotografico di Karl Pflanz, Alpiner Referent sul Monte Nero, ed è una pubblicazione, devo dire, di assoluta qualità, realizzata con il sistema del print on demand, vale a dire viene pubblicata su richiesta, certo. Per cui c'è un sito che è il miolibro.it, cui possono rivolgersi tutti coloro che sono interessati a quella che andremo adesso a raccontare. Allora, Karl Pflanz, leggo da una recensione pubblicata dal quotidiano Messaggero Veneto, era più interessato a fotografare che a sparare agli italiani. In qualche maniera era un soldato di pace. Raccontiamo questa figura, partiamo da qua, che è il motivo che mi ha incuriosito. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Pflanz era un militare di carriera dell'esercito austro-ungarico, ha raggiunto il grado di capitano. In realtà i primi anni del conflitto, che per l'Austria è iniziato nel 1914, li ha passati in Galizia, dove è stato ferito 2 volte e dove ha combattuto in prima linea. Poi, con l'entrata in guerra da parte dell'Italia, si è dovuto, da parte austro-ungarica, dare particolare importanza al fronte alpino. Pflanz era un appassionato e un esperto di montagna e questa caratteristica gli ha consentito di acquisire la mansione di Alpiner Referent, che in italiano potrebbe essere tradotto come consigliere alpino. Come consigliere alpino nel settore del Monte Nero non ha combattuto, non ha ucciso, ma ha preservato vite, perché il compito suo era quello di controllare i percorsi, costruire delle barriere contro le slavine, era responsabile ed era capo della squadra di soccorso che in quel settore si è dovuta attivare tantissime volte. Parliamo di un settore che dal punto di vista ambientale è molto problematico. L'inverno è particolarmente duro, c'erano nevicate molto abbondanti e il pericolo delle slavine era sempre incombente. Nel libro c'è tra l'altro la testimonianza molto particolare, c'è la foto di una baracca scattata alla vigilia di Natale e questa baracca è stata fotografata alcuni giorni dopo che era stata investita da una slavina. Si vedono proprio come degli scheletri, le assi dei lettini che ospitavano gli occupanti. E la sequenza prosegue con le salme di questi soldati, erano stati 18 che sono stati composte le salme, e poi con il funerale che si è svolto davanti a tutti i commilitoni. Quindi un ambiente ostile dove i soldati dovevano confrontarsi, oltre che con il nemico, con l'ambiente naturale. Ecco, l'osservazione è facile. Lui era un austriaco. Sì. Per cui lavorava per il suo esercito. Certo. Però sparava agli italiani. Allora... per noi era un nemico. Era un nemico. C'è una foto che dal mio punto di vista vale tutto l'album ed è una foto che Pflanz ha scattato sul Monte Rosso, dove si erano stabilite le linee contrapposte. Lì le trincee opposte erano davvero a pochi metri di distanza. Praticamente la guerra anche in quel settore aveva assunto le caratteristiche della guerra di posizione, quindi trincee, camminamenti, caverne e così via, con appunto le linee molto molto vicine. Pflanz l'ha visto degli italiani, sarebbe stato tenuto a sparare. In realtà lui ha imbracciato la macchina fotografica e ha fotografato quelli che erano i suoi nemici. La cosa suggestiva
non so se sia vera o se sia davvero una cosa un'interpretazione mia, ma dalla foto appare chiaramente, sembra che l'italiano si sia messo in posa. Ecco, questo in qualche maniera risponde ad una domanda che mi sono posto frequentando alcune zone dell'allora guerra in occasione delle ricorrenze per la prima guerra mondiale, perché talvolta le trincee erano veramente tanto vicine che viene perfino difficile pensare che non riuscissero a socializzare i soldati seppur di fronti opposti, insomma. Sì, episodi di questo tipo di socializzazione nei diari vengono riportati abbastanza frequentemente. Stiamo parlando di uomini che dovevano trasformarsi in determinati frangenti in macchine di guerra, ma che probabilmente avevano mantenuto qualcosa di umano. E soprattutto durante le ricorrenze ci sono state tregue nel periodo natalizio, scambi di sigarette, di pane, eccetera. La cosa che bisogna sottolineare è che questo atteggiamento andava assolutamente contro quello che era l'obiettivo bellico, per cui c'è la tregua di Natale del 14 sul fronte occidentale, quando tedeschi e inglesi hanno fraternizzato, sembra che abbiano giocato addirittura a calcio, hanno fatto una partita di calcio, che è stata interrotta dal bombardamento ordinato dai superiori, che non potevano tollerare che ci fosse questo spirito di fraternizzazione fra nemici. Superiori che ovviamente stavano ben lontani dalle trincee. Sì. Allora, questo libro, faccio vedere anche la ricca documentazione fotografica, questo giacimento fotografico com'è che è arrivato a Paolo Seno, che ha avuto il grande merito di tenerlo unito, insomma? Questo libro mi è stato offerto da uno storico, uno studioso austriaco che vive in Carinzia, vicino a Klagenfurt, tra l'altro una zona che Franzl conosce molto bene, e me ne ha fatto dono e io ho sentito la responsabilità di innanzitutto mantenerlo integro, perché non è assolutamente scontato che simili testimonianze rimangano intere. Purtroppo se ne fa un commercio e conviene vendere le foto singolarmente anziché agli appassionati. Esattamente, quindi sono testimonianze che possono essere distrutte. E mi piace che rimanga come testimonianza, anche perché è una cosa molto particolare. Qui l'aspetto bellico è marginale, ci sono parecchie immagini relative al Monte Rosso, alle trincee, alle postazioni, all'artiglieria, eccetera. Ma è tutto l'aspetto logistico che viene documentato e che in una maniera molto particolare, molto dettagliata, e offre un'immagine abbastanza inconsueta di quello che era la guerra. Pensando alla guerra si pensano appunto alle trincee, agli scontri, eccetera, ma tutta l'organizzazione che c'è dietro generalmente non viene indagata. Ecco, questo libro è una testimonianza diretta su quello che è stato fatto per alimentare un fronte che, non dimentichiamoci, era a più di 2000 metri. La stazione ferroviaria più vicina era a 23 chilometri rispetto alle trincee del Monte Rosso, che è una distanza abissale se si considera che si doveva superare un dislivello di 1600 metri, che nell'ambiente delle Alpi Giulie è davvero molto difficile. Allora, questa edizione, devo dire, sarà forse per la professionalità di Paolo Seno, ma è anche pregevole dal punto di vista proprio grafico, ed è in 3 lingue. Perché? Cioè, italiano, tedesco è facile capirlo, visto anche l'origine del protagonista, inglese. L'inglese, allora, il Montenero attualmente si trova in Slovenia,
E moltissimi sloveni sono appassionati di storia della Grande Guerra e hanno dimostrato interesse riguardo questa testimonianza. Ovviamente per me lo sloveno è impraticabile, per cui ho scelto di inserire anche una versione in inglese, che è una lingua che in Slovenia viene parlata tranquillamente, senza problemi. Una battuta finale per la coprotagonista, perché c'è una reporter, insomma. Sì, Alice Schalek, è una persona incredibile, che ha condiviso disagi, rischi, pericoli dei soldati che andava a trovare in prima linea. Qui si è trovata sotto i bombardamenti, ha visto morti, ha visto tutto l'orrore della guerra. Questa figura di donna anche minuta è straordinaria. Anche perché parliamo del 1915-18, insomma, voglio dire, le pari opportunità erano di là da venire, quindi insomma, infatti. Sicuramente è una figura originale. Comunque questo è il libro, abbiamo fatto vedere, sfogliandolo, insomma, la ricca documentazione fotografica, è un giacimento fotografico, credo così si dica, la cui conservazione va a merito di Paolo Seno, che è stato nostro ospite. www.ilmiolibro.it è l'indirizzo a cui rivolgersi per tutti coloro che fossero interessati ad averne copia. Questo è un libro print on demand, sì. Così si dice. L'album fotografico di Karl Franz, Alpiner Referent sul Monte Nero, una storia straordinaria raccontata non solo, ma soprattutto per immagini. Grazie. Grazie. A voi alla prossima.